Buongiorno a tutti, a chi è in sala, a chi è a casa. Oggi vogliamo dire al Signore qualcosa di importante. Vogliamo dire al Signore che vogliamo invocarlo, vogliamo annunziarlo, perché Lui ci dirà cose impenetrabili. Andiamo subito ad analizzare questo versetto del libro di Geremia. Geremia 33, versetto 3, è un semplice versetto che dice così: invocami, io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili, cose che tu non conosci, dice il Signore. Il Signore rivolse queste parole a Geremia, il profeta che fu testimone dell'invasione dei babilonesi, della distruzione del Tempio di Gerusalemme, della deportazione dei Giudei a Babilonia, avvenimenti da lui profetizzati, ma mai ascoltati dal popolo. Queste parole però anticipano che cosa? Anche una promessa di restaurazione del popolo di Israele. Per cosa? Per l'amore inalterabile di Dio nei confronti del popolo. Ma tuttavia è una parola valida anche oggi, per ciascuna creatura umana. Il Signore chiama a salvezza ogni uomo, anche oggi. Perché cosa? Perché lo fa? Perché desidera che tutti lo conoscano ed abbiano la vita eterna. Ed egli ha cose grandi da annunciare. Ad annunciare che Gesù è il Figlio di Dio, nato da una vergine per opera dello Spirito Santo, che è stato crocifisso, si è caricato dei nostri peccati, affinché avessimo la vita eterna. Per darci cosa? La gioia e la pace, che solo Lui può dare. E questo può avvenire solo se ci arrendiamo a Lui. Ecco quali sono le cose grandi e impenetrabili che vuole comunicare ogni giorno ad ogni uomo. E così vogliamo dire: invocami, Signore. Invocami, io ti risponderò, cose grandi e impenetrabili ti annunzierò, che ora non sai. Invocami, io ti risponderò, cose grandi e impenetrabili ti annunzierò, che ora non sai. Invocami, io ti risponderò, cose grandi e impenetrabili ti annunzierò, che ora non sai. Invocami, io ti risponderò, cose grandi e impenetrabili ti annunzierò, che ora non sai. Amen. Quando sorge il sole offro a te la lode, che sale in cielo per raggiungerti, e lodare il nome tuo, il tuo nome.
Quando diciamo il tuo nome, alziamoci in piedi, fallo anche tu da casa, alzati in piedi davanti al televisore, davanti al tuo dispositivo. Ma il tuo nome, gloria a te Signore, il tuo nome può salvare ancora. Il tuo nome, Signore, fa venire guarigioni spirituali, Signore. Il tuo nome, Signore, è un nome grande. Ci annunzi ogni giorno cose impenetrabili. Fai ogni giorno dei miracoli tra gli uomini, Signore. Quanti uomini e donne hai salvato su questa terra, Signore? Li hai salvati dall'inferno, dove eravamo destinati. Ma il tuo nome, Signore, lo ha fatto. Benedici, Signore, questa giornata. Benedici i presenti. Benedici tutte le comunità cristiane che sono riunite nel tuo nome. Amen. Lode e gloria a te. Continua tu a guidare questo momento. Amen. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, dal 36 al 40, vediamo questa storia molto bella che Gesù, mentre egli avanzava, dice il passo, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a fare che cosa? A lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo che cosa? Benedetto il Re che viene nel nome del Signore. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre. Amen. È fondamentale questo passo. Perché è fondamentale? È fondamentale capire per tutti noi che Dio ama tutte le forme di vera adorazione nel corpo di Cristo. Dovremmo essere tutti d'accordo su questo punto. Soprattutto dobbiamo capire che la vera adorazione inizia dove? Nel nostro cuore. E poi si sviluppa con un crescendo di lode. È una celebrazione. Cosa vogliamo dire durante questa celebrazione? Chi Dio è e che cosa significa per noi il suo nome. La celebrazione nella nostra adorazione è un vero indicatore che Gesù è in mezzo a noi e che ce ne rendiamo conto anche. Quando lo vediamo così com'è, celebriamo il suo grande nome. Tutto questo succede e basta. Non c'è altro da aggiungere. Questa è la vera adorazione. Torniamo alla vera adorazione. Solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te. Soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto. Quando riguarda te, soltanto a te, Gesù.
e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguarda te, soltanto a te Gesù. Amen. Lode a te, Signore, per la vera adorazione di tutti coloro che ti adorano in tutte le chiese dove il tuo nome è invocato, nella tua verità. Sia lode a te, Signore, per questa comunità che ti adora. Sia lode a te, Signore, perché il mio cuore ti adora della vera adorazione, perché tu mi hai chiamato in questo modo, Signore, non perché io ne sia capace da solo. Lode a te, Signore, per tutte le nazioni del mondo che ti lodano della vera adorazione. Sia adorato il tuo nome, Signore, il nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Padre, ricevi la lode che ti spetta, Signore, perché ne sei degno perché hai pagato su quella croce il debito di tutti noi, Signore. Hai offerto, Signore, un dono di grazia su quella croce per chiunque crede in te, Signore. Grazie perché sei il nostro Redentore, sei il nostro Salvatore, che questa mattina ti innalziamo, ti adoriamo, ti benediciamo, Signore. Grazie con tutto il cuore perché ci hai salvati, grazie perché ci hai dato la vita eterna, Signore, che abbiamo già su questa terra, Signore, possiamo gustare in anticipo, Signore, qualcosa di quella vita in abbondanza, Signore, che vivremo per l'eternità insieme a te, dove non ci sarà più la morte, dove non ci sarà più il dolore, ma saremo per sempre la tua presenza. E questa mattina tu sei in mezzo a noi e gradisci ciò che le nostre labbra questa mattina vogliono dirti. Signore, grazie con tutto il cuore, che siamo riconoscenti e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie per il tuo nome. Grazie perché il tuo nome rallegra i cuori, Signore. Grazie perché non solo rallegra ma anche benedice continuamente, Signore. Grazie perché tu sei buono, sei misericordioso. Signore, il tuo nome può completamente schiarire i cieli, Signore. E il tuo nome è l'unico vero nome esistente nella terra che si proclama Dio, perché tu sei l'unico vero Dio, Padre. Grazie che ci hai dato anche la possibilità di comprendere questo tuo immenso piano di salvezza, Signore. Grazie di aversi messo all'interno del tuo piano, Padre. Grazie, noi siamo qui a lodarti con tutto il nostro cuore, quello che merita il tuo nome. Amen. Amen. Lode e gloria, Signore, perché hai ascoltato la voce del tuo popolo, hai steso il tuo potente braccio su quelli che ti invocavano e lo hai fatto nel modo che più era lontano dalle nostre idee, sacrificando il tuo unico figlio Gesù Cristo su quella croce. Lode e gloria a te, Signore, per il dono di Cristo. Amen. Amen. Lode e gloria a te, Signore. Vogliamo anche noi stendere i mantelli mentre passi, Signore. Vogliamo anche noi, Signore, invocare il tuo nome, Signore. Perché sei l'unico nome, Signore, l'unico nome sulla terra che può dare la salvezza, che può riavvicinarci
alla comunione con Dio, Signore. Rivogliamo, Signore, quella comunione. E vogliamo passare anche noi e trascorrere quei momenti che hanno vissuto coloro che ti hanno visto da vicino. Sei seduto in mezzo a noi, non sappiamo dove, ma sei presente qui e sentiamo la tua presenza. Lode e gloria al tuo nome. Amen. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 17, c'è un versetto, versetto 11, che molti di noi conoscono bene. Ma ogni volta che lo leggi, lo rileggi, ricevi nuove informazioni e dice: io non sono più nel mondo, è Gesù che parla, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, ecco questa è la consegna di Gesù, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Dio ha sempre desiderato l'amicizia con la sua famiglia. È il tema del Vangelo, no? Con la sua grazia ci ha aperto una strada affinché ciò avvenga. Gesù ha usato la vita e i tralci per chiarire anche questo concetto, come ha detto che vuole che noi dimoriamo in Lui e Lui in noi. Questa è un'immagine della vicinanza più stretta che possiamo avere con Gesù, con Dio. È quasi come se crescessimo a partire dal suo fianco. È un'immagine di unità, di intimità e dipendenza assoluta. Quando adoriamo veramente il Cristo risorto, entriamo in un'unità con Dio che le parole non possono descrivere, vero? Siamo noi a essere portati in alto presso il suo trono e alla sua presenza, al contrario come a volte vogliamo fare, di portarlo alla nostra forma. Al centro dell'intimità, unità che sperimentiamo con Lui, c'è una semplice ma pura adorazione, che lo vede così com'è e non come vogliamo noi. Allora possiamo davvero adorarlo in verità, sotto l'ombra delle ali tue. Viviam sicuri alla tua presenza noi daremo gloria, gloria, gloria a te, oh Re. In te dimoriamo in armonia e ti adoriamo, voci uniti insieme per cantare. Degno, degno, degno sei, Signore. Cuore a cuore uniti nel suo amore, siamo puri agli occhi tuoi, come una colomba vedi noi. Santo, santo, santo sei, Signore. Alleluia. Santo sei, Signore. Sotto l'ombra delle ali tue, Signore, vogliamo rimanere, Signore. Guida il fratello Riccardo, Signore, che tra un po' ci porterà quello che hai messo tu nel suo cuore.
Grazie, Signore, per gli insegnamenti che riceveremo a breve. Benedici fratello Riccardo e tutti i pastori nel mondo che in questo momento stanno parlando di te attraverso la tua parola e il tuo spirito. Alleluia. Il bene più prezioso è in mezzo a noi. Lasciate che i piccoli vengano a me. Oggi parleremo dei bambini, perciò, cari bambini, potete ascoltare perché parleremo di voi. E parleremo, cari bambini, di un incontro speciale che Gesù ha avuto coi bambini. Parleremo di voi oggi, anche se c'è il camioncino in mano, parleremo di voi. Parleremo di come difenderli, proteggerli, anche renderli partecipi del mondo degli adulti. Tutti noi adulti siamo passati per l'infanzia e tanti dei nostri figli stanno vivendo la loro infanzia. Quello che è certo è che si passa una volta in quella fase della vita. Non possiamo tornare indietro. E la qualità di quel momento determina la nostra esistenza successiva. In essa ci sono buoni ricordi, come anche quelli meno buoni. Alcuni di noi hanno avuto un'infanzia caratterizzata dai nonni. Rosa mi ricorda sempre questa presenza del nonno nella parte più importante della sua vita. I nonni, il ruolo dei nonni. Tutto ciò che si sperimenta, si prova, si vive in questa prima fase fa da indicatore, come una freccia direzionale, a ciò che sarà il resto della nostra vita. Sappiamo anche dalle scritture che Gesù prese fra le sue braccia i bambini, come lui prende il camioncino. E poi ricorderemo quella frase celebre: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. E vi posso garantire che Gesù, nel Vangelo di Marco, lo urla questo concetto, perché si indigna fortemente. Le varie criticità che possiamo riscontrare nella gestione dei bambini sono quelle di considerarli la Chiesa di domani e non quella di oggi, quella di stamattina, compiendo un peccato di omissione. Bisogna sempre accoglierli nella comunità cristiana per trasmettere loro un senso di appartenere e trasmettere un senso di identità che li accompagnerà per tutta la vita. Ricorderemo l'esperienza di Timoteo, della nonna Loide, della madre Unice, una donna ebrea che poteva dargli identità e appartenenza. Paolo Apostolo lo ha notato e lo ha scritto in una lettera apostolica. Altra criticità che possiamo incontrare è che i bambini si aspettano una coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Non ci si accontenta di dire delle cose giuste, ma bisogna fare delle cose giuste. L'introduzione al libro degli Atti ci ricorda, per esempio, che Luca, scrivendo a Teofilo, parlerà di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a dire. Potrei scorgere anche una peculiarità nell'ordine dei verbi. Il fare ci dà il diritto di dire. Per esempio, entrambi fanno parte del metodo e lo stile di vita che i bambini dovranno vedere
sin da quando sono piccoli. Infine, ultima criticità, è il peccato di indifferenza. Essere estranei alla voce dei deboli. Principalmente quella che Gesù rilevò in quel momento storico. Credo che sia ancora presente oggi in tanti paesi, in tante piccole realtà, questo peccato di indifferenza, questo peccato di non occuparci dei deboli. Gesù si indignò per questa indifferenza, per il peccato di indifferenza, e entrò in collera per cambiare qualcosa nel tessuto sociale e culturale. Una collera già vista in un tempio dopo le nozze di Cana. Ora leggiamo il testo di apertura della riflessione di questa mattina. Luca 18, capitolo 18, leggo dal versetto 15 al versetto 17. Portavano a Gesù anche i bambini, perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. Sono versetti letti, commentati, ispiratore anche di opere pittoriche, immagino, opere scultorie anche, poetiche. Perché portavano i bambini da lui? Mi sono chiesto. A volte vediamo in televisione dei leader religiosi che ricevono i bambini, baciarli, toccarli. Gesù si limitò ad accogliere i bambini per quello che erano, e questa sua schiettezza sorprendeva perfino i discepoli, che reagivano in modo tale che a quei bambini fosse impedito di andare da Gesù. Facendo una breve cornice intorno all'evento in questione, ovvero l'incontro dei bambini con Gesù, tutti i Vangeli, detti sinottici, ci parlano di questo incontro. Come mai? Tutti si sono sentiti in dovere di dire qualcosa su questo evento. È come puntare la telecamera da più punti di vista della stessa immagine. La peculiarità di Luca è che quando parla dei bambini, il termine riferisce a piccino, neonato, lo stesso termine che Luca, come medico, aveva usato nel parlare di Gesù nato a Betlemme. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Fra qualche settimana qualcuno lo ricorderà. Luca, come medico, definisce con questo termine la misura, la forma, il peso. Quando mi hanno dato Christian nelle mani, non sapevo se si rompeva. Avevo paura per l'idea della fragilità. Ora la domanda per noi: cosa è veramente accaduto quel giorno? Abbiamo ascoltato più volte riflessioni sul significato, sull'applicazione che ne scaturisce dalle affermazioni di Gesù. Cosa è veramente accaduto? Questa volta usiamo il Vangelo di Marco, che ci lascia vedere una reazione molto forte di Gesù. E vi posso garantire che se Luca è stato un po' più diplomatico, Marco sarà molto più irruento nel comunicarci quello che sta succedendo. Così è come entriamo nella scena attraverso vari dettagli. Marco capitolo 10, versetti 13 a 16, la stessa presentazione. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. E Gesù, veduto ciò, cosa accade? Si indignò e disse loro, e non penso che abbia detto: lasciate che i bambini vengano da me. Io penso che se sei indignato avrà detto: lasciate, avrà alzato la voce
non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità, io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto. E presili, ecco cosa ci dice in più Marco, e presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. Qual era la circostanza che si stava vivendo in quel momento? La circostanza è che gli adulti erano impegnati in altre faccende, come accade anche nella nostra realtà contemporanea. Siamo occupati troppo delle nostre cose, delle cose dei grandi. In particolare erano impegnati a trattare il tema del divorzio o del ripudio che è scritto in Marco. I farisei erano invece impegnati con Gesù a metterlo alla prova, provocarlo. La questione era come avrebbe risposto Gesù su quell'importante tema che legittimava un uomo ad uscire da una relazione con una certa facilità. Mi hai cucinato male oggi? Beh, mi dispiace, ti ripudio. Non è una battuta. Era un modo per uscire da una relazione con una certa facilità. Bastava una scusa e si ripudiava la moglie. I discepoli ritennero che in quel momento non era importante far apparire i neonati, i bambini sulla scena. L'argomento era esclusivo solo per gli adulti. Probabilmente Gesù ha resistito per un po', ma poi, a furia di portare questi bambini, a furia di sentire questi discepoli che dicevano lasciatelo stare, beh, vi posso garantire che ha avuto una santa agitazione. Ha messo i limiti a quello che stava succedendo. Ha perso il controllo? Direi di no. Non è la prima volta che si indigna. Certo è che prende le difese dei bambini. Ha lasciato vedere la sua forza, il suo carattere, la sua virilità. Ricordiamoci che era il figlio di un falegname e non penso che era molto gracile di salute. C'erano lavori da fare in casa. Lasciate i bambini che vengano a me. Non permettetevi di impedirlo, perché il mio regno appartiene a loro. Immagino così che mentre parla, guarda quei bambini, appartiene a loro. Allora è da chiedersi come. Pensate a quei bambini già più grandi rispetto ai neonati, perché abbiamo detto che Luca descrive i neonati e Marco descrive i piccini, quindi i ragazzi, quelli che erano abituati a non ricevere valore nel mondo degli adulti. Che cosa è accaduto in loro in quel giorno? Questo Gesù è proprio forte. Ci sta difendendo. Finalmente uno che ascolta anche la nostra voce. Ma questo Gesù è proprio super. Finalmente un adulto che rimprovera altri adulti in difesa di me. Guardate che sta succedendo. C'è una consapevolezza nel bambino che c'è qualcuno che li sta difendendo. Come si sono sentiti quei bambini in quel giorno? Beh, si sono sentiti amati. I loro diritti vennero tutelati. Forse qualcuno di questi bambini era ancora titubante nell'avvicinarsi a Gesù, ma il coraggio del primo spingeva l'altro ad andare da Gesù. Nessuno li avrebbe più fermati, ostacolati, perché Gesù aveva rimproverato gli adulti, gente come noi, e si era indignato per difendere loro che erano i più deboli. Così prima di stringerli, di accarezzarli, Marco ci descrive che li avrebbe presi tra le braccia. Prima di tutto questo, pone al centro questi bambini per insegnare qualcosa. Gesù non si perde mai l'opportunità di dire qualcosa e di insegnare qualcosa. Nessun passo della sua vita era a caso, aveva uno scopo.
Gesù poté presentare un modello in miniatura, un po' come quel camioncino. Esiste quel modello anche davvero e Mario ha la patente per portare quel tipo di mezzo. Così diamo il benvenuto pure a Mario. Però c'è un modello in miniatura e Gesù presenta il bambino come modello in miniatura, un modello in scala, di dimensioni più piccole. Gesù rovescia sempre le strutture di pensiero degli adulti. Presenta un modello che poteva essere poi rappresentato in una dimensione più grande, un modello nelle scelte, nei comportamenti, nel bisogno di aiuto che gli adulti, a volte agli adulti sfugge. Un piccolo esempio per presentarvi cosa sta facendo Gesù, dove si trova Gesù e cosa dirà Gesù. Versetto 15, c'è un'azione. Portavano a Gesù anche i bambini con uno scopo, perché li toccasse. Nel mondo greco-romano si pensava poco ai bambini. Adesso facciamo un giro, un ritorno indietro di qualche secolo. Si pensava poco ai bambini e in più c'era anche una forte mortalità infantile. Si entrava nell'idea che era meglio non affezionarsi per la paura di perderli. Pensate. Di fatto i bambini non avevano molto valore finché non diventavano abbastanza grandi per poter aiutare negli impegni di famiglia. Quindi era una proprietà, era qualcosa che serviva per quel tipo di scopo. Vogliamo aggiungere una criticità ulteriore? La poca considerazione incoraggiava anche all'abbandono. Le prime missioni sorte dopo quei momenti storici avrebbero impegnato i primi cristiani al recupero di questi bambini che venivano abbandonati nel deserto. Quel giorno Gesù stava non solo parlando alla Chiesa, che si sarebbe a breve costituita anche con questo mandato, ma stava anche rovesciando il valore che veniva dato ai bambini, ovvero quello di essere emarginati, come lo erano i malati. Di fatto, tutti hanno un valore per Gesù. Ecco il primo insegnamento che lanciava quel modello in miniatura. In una cultura come la nostra sembrerebbe un messaggio troppo distante, ma ci aiuta a capire come ragionava Gesù, facendo una rivoluzione culturale e sociale impensabile per il tempo storico. I discepoli, vedendo questo, portare di continuo a Gesù dei bambini, ad un certo punto si sono sentiti in dovere di sgridare i genitori. Versetto 15, seconda parte. Ma i discepoli, ecco l'azione, vedendo, quindi osservano, vedendo, li sgridavano. I loro occhi continuavano a vedere in modo diverso da come vedeva Gesù. Ed è sempre il solito problema. Vedere in modo diverso o vedere come vede Gesù. E questa è la nostra sfida. Stanno agendo in quel modo perché dal loro punto di vista Gesù deve essere impegnato per altro. E le questioni sono tante, meglio non distrarlo, il suo tempo è prezioso, meglio non disperdere questo tempo. Il verbo portare usato nel testo aveva un'estensione più efficace nella lingua greca. La parola era portare continuamente. Quindi era diventato quasi un'ossessione, no? E lasciatelo un po' tranquillo. E questi portavano continuamente questi bambini. Luca ci dice che allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia
proprio a loro. Mentre lei beve il succo di frutta, lui guarda il papà, Gesù dice qualcosa per noi adulti guardando loro. Il modello in miniatura al centro del dibattito è un riferimento per dire altro, diventare come loro. Stava dicendo che i bambini hanno un cuore, una mente, uno spirito plasmabile, hanno volontà di imparare e il piacere di imparare. Loro sono pronti a seguire le regole. Poi abbiamo pure qualche variante. Sono pronti a seguire le regole che ricevono da qualcun altro, e quando un bambino è fuori controllo è perché non abbiamo una buona azione nei loro riguardi. Quindi è un rimprovero a noi stessi tante volte, dire dove sto venendo meno, come padre, come madre. Il bambino è disponibile di seguire una regola, anche senza capirla fino in fondo. Il bambino ha il bisogno di essere amato e di amare, non riesce a portare rancore. Ecco qua, iniziamo un po' a vedere i dettagli di questa narrazione, ma che perdona velocemente. È sicuro che l'amore può mantenersi vivo in quella relazione. In una relazione coniugale conflittuale, loro hanno fiducia che tra gli adulti qualcosa possa cambiare. Non conoscono il divorzio, non conoscono i conflitti. Loro vedono mamma e papà come un pezzo unico. Infatti, in certi contesti complicati, in relazioni coniugali che non funzionano, si prendono anche la colpa di quella relazione. Pensate come sono fatti i bambini. Si prendono la colpa di qualcosa che non riguarda loro. Ma Gesù ha qualcosa da dire, non a loro, quanto a noi, questa mattina, in quella circostanza. Perché lì si era formato un cerchio di persone, non c'erano gli impianti di diffusione. Quindi immagino che si era creato questo cerchio, il bambino era lì in modello in miniatura, così tutti potevano ascoltare cosa avrebbe voluto dire Gesù. Mentre alcuni ragionavano chi era il più grande, altri invece sul ripudio, non sapendo che quella legge era stata data per la durezza dei loro cuori, Gesù fa scuola domenicale con un modello in miniatura, molto più fedele a quello che lui non stava vedendo negli adulti. I bambini hanno la capacità di cambiare, mentre noi adulti rimaniamo fermi con le 4 frecce, possiamo dire, per la durezza del nostro cuore. Gesù non sta dicendo che i bambini sono tutti bravi, anzi dovranno essere anche disciplinati nel modo più appropriato, ma sta dicendo che sono disponibili a cambiare e a seguire il Maestro per entrare nel regno di Cristo, nel suo grande regno. Bisogna credere. Guardare i bambini è come guardare un modello in miniatura per realizzare qualcosa di grande che passa in quelle attitudini che i bambini hanno. Infatti sono caratterizzati da fiducia, credono a ciò che ascoltano, si fidano. Per questa ultima ragione noi adulti non dovremmo mai dire bugie, non hanno bisogno di quelle. Matteo 6,33. Cercate prima. Cosa dobbiamo cercare prima? Cerchiamolo per prima, il regno e la giustizia di Dio, e tutte le cose vi saranno date in più. Loro sanno cercare prima quello che noi non siamo in grado di cercare per prima. Ecco il modello in miniatura che si cercava di non avere davanti a loro. Era meglio non averlo, meglio occuparci di cose dei noi adulti. Cosa stavano cercando in quel giorno i discepoli? Di cosa si stavano occupando per impedire che i bambini andassero da Gesù? Volete sapere cosa annunciavano le scritture in riguardo ai bambini? Volete sapere che cosa dicevano i profeti in riguardo ai bambini? Beh, lo dobbiamo leggere Gioele. Gioele capitolo 2, versetti 15 e 16. Ecco,
Gioele capitolo 2, versetti 15 e 16. Quello che abbiamo fatto stamattina. Era giusto quel versetto 15. Cosa dovevano fare? Suonate la tromba. Quindi è un momento solenne, momento importante, è un momento di cambiamento. Sapete che momento è per Gioele? È un momento di ravvedimento. È ora che fate qualcosa nella vostra vita, caro popolo. È ora che vi ravvedete. E guardate chi c'è in questa convocazione solenne. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi. E chi? Come mai? E Gesù non li vedeva quel giorno. Voleva che non li vedesse. Eppure i bambini stanno lì, stanno nella comunità. Adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Pensate, cioè quelli che vengono ancora allattati dalla madre. Quanti mesi? 6 mesi? Chiediamolo a un'ostetrica, a Valentina. Quanti mesi? Sì, può variare, ma sono lì. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Quel giorno era arrivato, le trombe lo annunciavano, Gesù era lì per cambiare qualcosa. Gioele stava parlando di quel giorno e i discepoli dicevano: lasciate stare i bambini. Gesù era lì per cambiare qualcosa, indirizzare gli uomini e le donne a conoscere il Padre Celeste. Lasciate che quei bambini, capiamo il senso adesso? Sta dicendo: lasciate che le profezie si adempiano. Lasciate che ciò che è scritto si rivela, perché io sono. Yahweh parlava così. Io sono qui. Io sono l'adempimento di ciò che è scritto, perciò ravvedetevi e credete. Ecco il modello in miniatura. Lasciate perdere le vostre questioni. Io sono qui in mezzo a voi attraverso i bambini. Posso presentarvi un modello da imitare. I bambini sono la comunità, come lo sono gli adulti. E nella comunità trovano significato e identità. Ecco perché sono qui questa mattina. Loro devono trovare significato e identità nello stare in mezzo agli adulti, per essere accolti da un padre perfetto, perché Gesù ci dice in Marco che li abbracciò. Questo è importante, che i bambini possono capire significato, identità e abbraccio. Far conoscere che la dimensione orizzontale del padre e la madre li indirizza ad un padre perfetto. Così nel momento in cui il padre e la madre faranno degli errori, perché è capitato a tutti, loro possono conoscere un padre perfetto. Leggiamo ancora un altro testo che ci aiuta a capire la partecipazione dei bambini ai culti, come anche il loro interesse ai culti. Siamo ai tempi della Pasqua, ai tempi dell'Esodo, Esodo capitolo 12, versetti 26 e 27. Quando i vostri figli vi diranno: che cosa significa per voi questo rito? Rispondete: questo è il sacrificio della Pasqua, in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le vostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Ad ogni festa solenne, cari fratelli, cari amici,
come nei momenti più salienti di vita del popolo di Israele, i bambini erano lì. E Gesù li vuole lì quel giorno. Non possono non entrare in quel radunamento. Non può essere loro impedito. Siamo in grado come adulti di dare risposte e siamo in grado di mettere i nostri figli, i piccoli, che sono con noi, nella condizione di farci delle domande? Perché i bambini sono curiosi, hanno desiderio di fare domande. Perché queste cose? Cosa ricorda questo? Imparare a fare e a dire come faceva Gesù. Questa è la sintesi del Vangelo. I segni dell'alleanza, mi riferisco alla circoncisione, compiuta all'8° giorno della nascita di ogni maschio, indirizzavano proprio ad una relazione con Dio, sin dalla tenera età. E Gesù lo ha ricordato, non solo con delle parole e con una forte indignazione, ma con un gesto paterno, quello di toccarli, quello di accoglierli fra le sue braccia. Cristo non sta facendo nulla di nuovo, ma sta ripristinando ciò che avevano perduto. Questa mattina cosa abbiamo detto? Torno a che cosa? Alla vera adorazione. Vuol dire che qualcosa si è sfasato, si è perso per strada e Gesù sta rimettendo le cose come erano nel principio, secondo la parola annunciata, secondo la legge di Mosè data al popolo. Vedete, Gesù parla sempre nella linea della parola e quando ogni volta si va fuori strada rimette le cose a posto. Vogliamo rileggere i versetti 16 e 17 e facciamo una valutazione e conclusione. Versetti 16 e 17 di Luca 18, testo principale. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Quel modello in miniatura ora offre ulteriori indicazioni, perché bisogna non solo assomigliare, ma anche accogliere il regno di Dio come lo fanno loro. Perciò c'è da fare qualcos'altro. Chi sono coloro che assomigliano a questi bambini? Infine, quale metodo Gesù sta fornendo, che può essere utile anche a noi? Per rispondere al chi sono coloro che assomigliano ai bambini, dovremmo ricordare qualche evento narrato nei Vangeli e farci delle domande. Per esempio, perché il pubblicano invoca il perdono e la misericordia di Dio nel Tempio? Come mai Gesù guarisce un cieco e ridona la vista prendendo della terra e bagnandola con la saliva? Perché Zaccheo si arrampica con tutte le sue forze su un albero per vedere Gesù? Ve le ricordate queste scene? Tutte queste persone erano caratterizzate e sono caratterizzate da un fattore comune. Erano persone respinte da altre, dalla società di quel tempo, dalle persone del loro tempo, ma non da Gesù. Trovano in lui non solo una guarigione, che in qualche circostanza è anche fisica, ma soprattutto vennero guarite spiritualmente. Avevano solo un bisogno, quello di essere accolti e amati. In verità vi dico che chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Allora chiudiamo questa riflessione. Sia i neonati come anche i bambini molto piccoli sono aperti ad essere aiutati. Il neonato subisce il trauma iniziale di essere uscito dal grembo di sua madre. Deve trovare nuovi riferimenti che lo portano a stabilizzarsi.
nei primi mesi della loro vita, pur non avendo la parola, possono gridare, quelli che ti fanno perdere il sonno della notte, o compiere qualche gesto che comunica un loro bisogno, una necessità. Non sono autosufficienti, ma ricevono in dono, ecco qui che entriamo nell'applicazione, loro ricevono in dono tutto quello che è necessario per loro. In particolare le cure amorevoli di una madre che li ha già conosciuti nel grembo materno. Il regno di Cristo si riceve nello stesso modo, nel grido e nella richiesta di aiuto per poterci entrare. Allo stesso modo i discepoli che si erano opposti alla presenza di bambini in quella riunione pubblica avrebbero dovuto imparare che per ricevere il regno, quindi la salvezza, dovevano essere come quei bambini, disposti a gridare aiuto, riconoscendo la totale dipendenza da Dio per la loro salvezza. Così una riunione diventa una scuola di discepolato per tutti coloro che erano presenti. Il modello in miniatura avrebbe parlato più di 1000 parole, avrebbe parlato di cosa si aspetta Dio da noi e cosa noi possiamo ricevere in dono da Dio. Possiamo chiamarla una vera e autentica alleanza. Quel giorno Gesù stava facendo delle cose che gli consentivano di dire delle verità che sarebbero diventate le prime parole che l'Evangelista Luca avrebbe indirizzato a Teofilo, valorizzando il bene più prezioso che abbiamo noi adulti, quello di avere in mezzo a noi un modello in miniatura che ci ricorda come entrare nel regno di Dio e ricevere l'abbraccio e la carezza di un padre. Preghiamo. Signore, vogliamo prendere coscienza che abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di entrare tra le Tue braccia, ma dobbiamo riconoscere anche, vogliamo riconoscere questa mattina che abbiamo bisogno di perdono, abbiamo bisogno di gustare questa salvezza, Signore, che possiamo avere, prendere nella consapevolezza di quello che Gesù ha fatto per noi alla croce e in quel giorno, che realizzava tutte le promesse, quelle che ci sarebbe stato un Messia, il Figlio di Dio, che avrebbe consentito che i bambini potessero andare tra le sue braccia. E Signore, questa mattina noi vogliamo gridare a Te perché abbiamo un bisogno di ritornare Creatore, Signore, mi hai salvato e ti loderò, potente per sempre, non sarò mai più lo stesso perché tu dall'eternità sei venuto a noi, Gesù figlio di Dio. Sei morto, risorto, tu vivi e regni in noi, ci mostri la via, dai al mondo libertà, alleluia, per ciò che fai.
chiamato e ti loderò, potente per sempre, non sarò mai più lo stesso, perché tu dall'eternità sei venuto a noi, Gesù figlio di Dio. Sei morto, risorto, tu vivi e regni in noi, ci mostri la via, dai al mondo libertà, alleluia, per ciò che fai, alleluia, per ciò che fai, alleluia, per chi tu sei.